Siamo giunti al lato finale della serata di questo martedì 6 agosto e sono in pista i gentleman, cavalli di 4 anni, Emily SSG, Ermanno Jet, Elettra Griffin, Occaparelli di Greppi, Energy Clemara, Evita Peron, Elios Chakesem, Emeril e Delora Mo, macchina che stacca con Enocca Par che è veloce in partenza e va a condurre nei confronti di Elettra Griff, mentre c'è l'errore di Eli dei Greppi. Sbaglia Numero anche 5 Eli dei Enoch Greppi Capar al squalificato. comando. Numero 4 E Enoch così al Capar comando rimane Elettra squalificato. Griff nei confronti di Emily SSG. Di due cavalli attesi, sono stati squalificati, così in terza posizione vediamo il numero 9 Emeril, preceduto appunto da Emily SSG che segue sempre le mosse di Elettra Griff che ha chiuso favorita. I 600 se ne vanno intanto in 47,3 e davanti alle tribune situazione tattica invariata con la progressione esterna a questo punto di Elora Mo. Elora Mo si trascina Energy Clemar, mentre lungo la corda in terza posizione rimane Emeril davanti a Ermanno Jet. 1,4,3 per gli 800, andatura sempre piuttosto tranquilla. La rottura Numero di 6 Energy Clemar squalificato. chilometro in 1,14,7 dice il cronometro ufficiale. E sempre leader Elettra Griff nei confronti di Emily SSG, Elettra Griff in vantaggio, Emily che prova comunque a seguirla, gli altri più discosti. Con in terza posizione sempre Emeril, intanto Elettra Griff però non si lascia avvicinare da Emily SSG. Elettra Griff entra con 3 lunghezze di margine in addirittura d'arrivo che amplia nel finale. Elettra Griff si distacca per venire a vincere. Emily SSG invece controlla il finale interno di Emeril che può essere terza alle spalle proprio di Emily SSG. La vittoria dunque di Elettra Griff, in sediolo Daniele Zanardi per conto di Lamberto Barbieri e la proprietà dello stesso Daniele Zanardi. Andiamo a rivedere il bel primo piano in corsa di testa, Elettra Griff, Daniele Zanardi.